A Lovertino, il giorno dopo il furto nell'abitazione del fratello di Joe Formaggio, non si parla d'altro. E ancora caccia all'uomo per le forze dell'ordine che sono sulle tracce della banda che, dopo aver saccheggiato l'appartamento, hanno minacciato con un cacciavite la sorella del consigliere regionale che coraggiosamente aveva affrontato da sola all'uscita dall'abitazione il comando composto da 5 uomini. Ho sentito i carabinieri stamattina, li stanno braccando giustamente e sono convinto che a breve avremo la cattura di questi individui che stanno mettendo veramente in agitazione tutto il Basso Vicentino, perché ricordo che la sera prima erano a Longare, 20 giorni fa hanno fatto un'altra famiglia qui, quindi la novità è che sono persone di pelle scura, africani, e prima non si era mai sentito di bande di africani, no? Parlavamo sempre di gente dell'est. Dopo l'accaduto, la famiglia Formaggio si è riunita per decidere il da farsi. La mia è una famiglia matriarcale, no? La mamma a capotavola e tutti i figli attorno. E la mamma ha deciso di mettere una taglia su questi banditi e alla fine abbiamo deciso di, appena i carabinieri prenderanno questi delinquenti, faremo una donazione come famiglia alle associazioni vittime delle forze dell'ordine che purtroppo, magari non so, è morto il carabiniere, dare una mano alla famiglia perché penso sia il miglior modo di ringraziarli. Se questa è la decisione sul piano personale della famiglia, l'uomo politico Joe Formaggio, rappresentante regionale di Fratelli d'Italia, sta elaborando invece una serie di iniziative a seguito di questa drammatica esperienza che ha colpito al cuore il suo nucleo affettivo. Le azioni politiche, insomma, conosco tutti e chiamerò tutti e porterò all'attenzione tutto il partito da Giorgia Meloni in giù, perché veramente questo è un grido che viene dalla gente per bene e, ripeto, hanno fatto tanto ma bisogna fare ancora di più. Le persone di pelle nera che si comportano bene, che vengono qua, lavorano, contribuiscono alla crescita dell'Italia, sono miei fratelli e mie sorelle. Il resto mi dispiace,